Oggi al Salone del Grano di Rovigo la premiazione dei comuni ricicloni, una premiazione importante che vede Rovigo, la provincia e i suoi comuni al primo posto, soprattutto per la raccolta differenziata. Sentiamo dei brevi commenti da parte dei comuni che si sono distinti proprio in questo, partendo dal comune di Castelnuovo Bariano con Monica Ferraccioli. Salve, buongiorno. Io ringrazio l'organizzazione perché credo che dare un riconoscimento ai cittadini per i loro comportamenti virtuosi sia veramente fondamentale e molto importante. Grazie ancora. Comune di Frassinelle e Polesine con Marco Rossi. Sì, grazie mille. Sicuramente un ringraziamento a Legambiente per l'organizzazione di questo evento, sicuramente un grande orgoglio essere primo cittadino di una popolazione che tiene così tanto l'ambiente, è un dato importante dal quale partire per le politiche del futuro. Sindaco di Salara, Lucia Ghiotti. Buongiorno, anch'io mi associo ai ringraziamenti a Legambiente e devo dire che come uno dei primi comuni, la prima tranche dei 20 comuni con la tariffa puntuale è veramente un bellissimo risultato al quale abbiamo lavorato anche noi amministrazioni insieme ai nostri cittadini, perché tutto il percorso di formazione e di istruzione è stato fatto proprio insieme con l'intento di raggiungere questo importante risultato. Per concludere poi con Alberto Trombini, sindaco di Ceneselli. Assessore. Buongiorno, ringrazio anch'io a nome dell'amministrazione ringrazio Legambiente, ma soprattutto la mia popolazione, perché anche quest'anno abbiamo raggiunto questo importante traguardo, quindi speriamo anche i prossimi anni di continuare a ricevere questo riconoscimento. Diego Girotto, sindaco di Gavello. Grazie, buongiorno a tutti, anche da parte nostra ringraziamo per l'evento e l'iniziativa e ringraziamo per aver ottenuto questo significativo ringraziamento e merito va ai cittadini, ai quali appunto va il mio personale ringraziamento, con l'auspicio di confermarci e continuare anche nei prossimi anni sulla stessa linea tracciata in questo. Grazie. Morzeri, sindaco di Bagnolo. Sono pienamente d'accordo con chi mi ha preceduto, il merito naturalmente è dell'amministrazione comunale perché ha coinvolto i cittadini, ma il merito più che altro, come ha detto il mio collega, è dei cittadini di Bagnolo e Po. Grazie per questo premio. E infine il sindaco di Pettorazza, Andrea Grassetto. Buongiorno a tutti, ringraziamo Legambiente per il premio che ci sarà a breve concesso. Pettorazza Grimani è da tanti anni, credo oltre 25, in cui nel territorio viene effettuata la raccolta differenziata, quindi come hanno detto già precedentemente i miei colleghi, questo premio è dei cittadini. Grazie a tutti loro. Sindaco di Pincara, Giustiliano Bellini. Buongiorno. Questo riconoscimento al Comune di Pincara è un ottimo riconoscimento, tra l'altro anche un risultato ottenuto in breve tempo, anche perché siamo stati tra i primi comuni che siamo entrati con la tariffa puntuale TARIP. È ovvio che questo è un risultato che lo dedico soprattutto ai nostri cittadini, ai miei cittadini di Pincara, che sono loro, grazie a loro che abbiamo raggiunto questi risultati. Tra l'altro anche un risultato non scontato o comunque non banale, visto anche che la popolazione del mio paese è una popolazione con un indice di anzianità molto elevata, quindi non era facile passare anche questo messaggio anche a persone che magari avevano abitudini radicate da tempo, e quindi ottimo questo risultato che abbiamo ottenuto. Nicolò Zanca, sindaco di Gaiba. Nicola, sicuramente è un riconoscimento importante per la nostra comunità, il merito va in primis ai cittadini, a Ecoambiente e all'ente di bacino che hanno avuto l'ambizione e il coraggio di inseguire comunque degli obiettivi importanti attraverso lo strumento della tariffa puntuale. Ovviamente insomma, il plauso va a Legambiente che si è fatta promotrice e organizzatrice di questa iniziativa e quindi sicuramente gioca un ruolo determinante come catalizzatore delle buone pratiche per gli enti locali, per i comuni.